le questioni riguardanti la sanità. Oggi ci occuperemo in particolare del tema delle liste d'attesa e ancora una volta dobbiamo raccontarvi di alcune aggressioni che ci sono state ai medici, in particolare aggredito il primario del pronto soccorso di Lamezia Terme, e proprio oggi peraltro in aula ci sarà l'esame del decreto che il governo ha voluto contro le aggressioni dei medici. Torna in studio a trovarci Ugo Capellacci, Forza Italia, che è stato a lungo presidente della regione Sardegna e che oggi alla Camera si occupa proprio di salute e sanità. Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Antonella Boralevi, scrittrice, grazie per essere con noi. Grazie. Pierpaolo Sileri, ben rivisto nella veste non più di ex vice ministro della salute, apprezzatissimo anche durante l'epoca del Covid, ma oggi primario a Milano. Buongiorno, buongiorno caro Sileri. E Simone Ravizza, firma del Corriere della Sera, che assieme a Milena Gabbanelli ha dato alle stampe proprio in questi giorni, e lo trovate nelle migliori librerie, un libro che sta andando letteralmente a ruba, Codice Rosso, come la sanità pubblica è diventata un affare privato. Ne parleremo perché il libro che hanno scritto a quattro mani Simona Ravizza e Milena Gabbanelli tratta con numeri alla mano diversi aspetti proprio della questione sanitaria. Noi oggi affronteremo quelle delle liste d'attesa. Partiamo dalla Sardegna, vi raccontiamo una storia che riguarda la Sardegna. Si rischia di morire per un'otite, vediamo. Mi fa male dirlo, ma a Roma ci hanno detto le cose in modo chiarissimo. Sarebbe bastato qualche giorno in più e sarebbe andata molto diversamente. Valentina e Antonio si sentono dei miracolati. Hanno rischiato di perdere il loro bambino, salvato in extremis al Gemelli di Roma. Il piccolo di casa stava male da giorni, ma nessun medico era stato in grado di riconoscere quei sintomi. Anche perché nel cuore della Sardegna i 13 comuni del Mandrolisai sono senza pediatra da un anno. Per noi è stato un dramma perché mio figlio, da una banale otite dovuta ad uno streptococco, che è un batterio che ormai circola tantissimo tra i nostri bambini, ha avuto una seria infezione cerebrale. E se ci fosse stato il pediatra? Se ci fosse stato un pediatra sarebbe bastato un semplice tampone. Ci siamo ritrovati con questo bambino che non era più lui, non sai come comportarti, non sapevamo più a chi appellarci, questa è la cosa peggiore. Hanno dato comunque una terapia antibiotica che non era però specifica per quello. Direttore, il Mandrolisai da troppo tempo senza il pediatra, perché? I bandi vengono espletati correttamente da Ares sulla richiesta di fabbisogno anche nostra che viene dai territori, tra l'altro, e purtroppo non ci sono adesioni. Bandi deserti, così in quel territorio dove risiedono 16.000 persone sono scesi in piazza per chiedere ancora una volta un pediatra. In tanti hanno raggiunto Sorgono, quel centro dove l'ospedale appare una scatola vuota. In mezzo al corteo anche Antonio e Valentina. Per me è inconcepibile che oggi un genitore debba portare un figlio da un pediatra a oltre un'ora di macchina. Come si fa a vivere così in un territorio dove mancano i servizi, dove mancano i medici, soprattutto per voi dove manca il pediatra? Si fa fatica, sinceramente si fa fatica. Io mi metto nei panni di chi oggi sceglie di restare in queste zone, perché noi paghiamo le tasse come qualsiasi altro cittadino d'Italia, non siamo numeri. Sa cose che noi non sappiamo. Allora, vediamo alcuni numeri. Sanità in Sardegna, qui abbiamo visto, dicevamo, liste d'attesa, ma prima di arrivare alla lista d'attesa c'è un tema di mancanze di medici, di posti letto, le abbiamo messi nel dettaglio. Non è che parliamo della Sardegna, cioè parliamo di tutta Italia ovviamente, però qui stiamo analizzando la questione lì. 800 posti letto, 500 medici di base mancano, 780 infermieri di comunità, 1500 medici in varie strutture, 1000 infermieri degli ospedali. Questa è un po' la fotografia della situazione. Ora, lì la storia che vi abbiamo raccontato è quella della mancanza dei pediatri e il bambino che ha rischiato di morire. Però questi numeri sono implacabili in qualche modo. Indubbiamente, noi abbiamo di fronte una sanità che soffre e le ragioni di questa sofferenza sono ormai molto chiare a tutti. Peraltro nel libro della Gabanelli e della giornalista Risardi è una fotografia impietosa ma molto realistica di quella che è la situazione.
in questi anni è mancata, oltre ai tagli miliardari, tagli di posti letto, è mancata soprattutto la programmazione. Quindi oggi non ci sono medici, ma in realtà non ci sono medici nel senso che non ci sono i medici per le specializzazioni che sono necessarie e quindi si pongono problemi serissimi. Io ho avuto modo di dare un'occhiata anche di leggere il libro che ho trovato molto molto puntuale. C'è un riferimento nel quale si parla del pronto soccorso, peraltro prendendo i dati proprio dalla indagine conoscitiva che noi abbiamo fatto in commissione, e lì da quella fotografia si capisce esattamente quali sono i problemi del paese, perché le ragioni di quell'intasamento si ritrovano nella crisi della Capellasci, io non ho dubbi che l'inchiesta della Ravizza e della Gabanelli sia un'inchiesta ottima. No, Anzi, però quello che voglio dire è che lì vengono... Il tema sono le risposte, no Ravizza, il tema sono le risposte che poi la politica dà, perché infatti, che sia un eccellente giornalista, questo se mi permetti, io lo citavo perché lì vengono evidenziate le criticità e delle possibili risposte. Alcune di quelle risposte stanno arrivando con i provvedimenti questo di è oggi. il tema, diciamo. La fotografia, Ravizza, ripartiamo da te. Ciao, Davide. Nei luoghi dove mancano medici, questi qui andrebbero pagati per indurli in qualche modo, andrebbero pagati di più per indurli anche a spostarsi e andare nelle zone più periferiche d'Italia. A parte che non possiamo chiamare periferica la Sardegna, perché... Però... Questa è un po' la chiave che noi, in base a tutto il lavoro d'inchiesta che abbiamo fatto, andiamo ad evidenziare. Perché vedendo proprio i concorsi in Sardegna e anche nel resto d'Italia, nelle zone più periferiche, piuttosto che svantaggiate, piuttosto che le isole, vediamo proprio che i concorsi vanno deserti perché proprio lì i medici non vogliono andare, mentre lo stesso concorso, ma fatto in città, ci sono più concorrenti, più candidati dei posti a disposizione. Allora, innanzitutto l'incentivo economico, pagarli di più, e poi anche, ed è una soluzione che parzialmente dopo la nostra inchiesta sta adottando la Toscana, per esempio sull'isola d'Elba, prevedere dei percorsi di carriera, perché molto spesso per i medici non è solo ed esclusivamente una questione di stipendi e sappiamo che sono pagati meno che in Germania, in Inghilterra, in Francia, eccetera, ma è anche una questione di prospettive, di carriera professionale. Allora, per esempio, se tu lavori 3 anni all'isola d'Elba, ma io ti permetto nello stesso tempo di fare dei percorsi, magari in un ospedale di Firenze dove tu vai una volta al mese e poi dopo 3 anni tu puoi rientrare magari al Careggi di Firenze e lì hai una prospettiva di carriera e nel frattempo un altro collega rinizia quel giro, cioè i soldi e il fatto che gli stipendi dei medici siano bassi non possiamo nasconderlo, è evidente. Dopodiché anche secondo me le prospettive professionali, la crescita professionale, perché molto spesso i medici non vogliono andare a lavorare nei piccoli ospedali perché poi non hanno la casistica che gli permette di crescere. Certo, quel numero di casi che gli consente di avere anche poi un'esperienza. Allora, da questo punto di vista, Sileri, lei che è stato vice ministro ma oggi è tornato a fare il medico, lavora al San Raffaele, che è uno degli ospedali privati convenzionati col pubblico ed è considerata un'eccellenza italiana, c'è anche questo, che poi spesso molti medici, se possono scegliere, legittimamente scelgono di andare nel privato. Facciamo un attimo un punto. Per privato si intende privato convenzionato o privato puro? Perché vede, io qui sto al San Raffaele, ma se le dico le liste operatorie fatte questa settimana, io penso che il 95% dei pazienti che ho operato erano tutti del Servizio Sanitario Nazionale, provenienti da gran parte dell'Italia. La vedo ancora, visto che ha ancora la divisa, come dire, io infatti ho rischiato di far tardi perché ero in sala operatoria, stamattina ne ho fatte 2, oggi pomeriggio un tumore del retto, quindi fra una mezz'ora vi lascio, ma voglio dire, i pazienti che io opero qui, la stragrande maggioranza sono pazienti SSN, il che significa che noi diamo un servizio pubblico, così come altre strutture private, cioè il Gemelli dà un servizio pubblico, il privato è anche nel servizio pubblico, nel senso che se io lavorassi oggi in un ospedale puramente pubblico avrei l'attività privata dentro al pubblico, quindi attenzione quando si parla di attività privata. Qui però il problema, come diceva Ugo Cappellacci poc'anzi, è un problema di programmazione degli ultimi anni che ha visto una programmazione anomala per gli studenti di medicina, una programmazione anomala per quelle che riguarda le scuole di specializzazione e poi, come veniva
poc'anzi detto dalla dottoressa Ravizza, è un problema anche di stipendi e di carriera. Ora, lo stipendio in effetti lo metterei, non dico al primo posto, ma forse pari merito, perché altrimenti non esisterebbero i gettonisti. Cioè noi abbiamo molti medici che lasciano il pubblico per andare a fare i gettonisti, e quella è solo questione di remunerazione. Certo non è un problema di carriera, perché lì il gettonista di carriera ne fa davvero poca. Mancano i medici, mancavano gli studenti di medicina. Oggi grazie a Dio abbiamo più studenti di medicina, ma mancano anche le vocazioni, cioè il nostro lavoro. Ecco, però non Sileri, è inizia in per sala questo che i operatoria. medici, le aggiungo un elemento, è per questo che i medici in questo momento hanno deciso di scioperare e hanno chiamato un po' da tutta Italia allo sciopero. Se guardiamo i motivi di questo sciopero, lei ha avuto anche appunto un incarico di governo, li abbiamo messi qui in grafica, la fonte è la NAO Assomed, aumento irrisorio di 17 euro netti mensili, 17 euro, mancanza di fondi per il servizio sanitario, carenza di fondi alla sanità pubblica, 860 milioni rispetto ai 6 miliardi richiesti, una goccia nel mare, mancata approvazione della depenalizzazione della professione medica e il contratto per specializzandi. Cioè il quadro, no? Io capisco, infatti poi dice noi governiamo adesso, però non è che si arriva a questi numeri qui negli ultimi anni, è chiaro. Però è evidente che se questo tema qui, io guardo solo questo numero qua, fondi alla sanità pubblica, se sono stati stanziati 860 milioni rispetto ai 6 miliardi, Intanto non voglio ricordare il patrimonio di Musk, perché sennò ci riporta all'inizio della puntata. Però forse sui Ma col numeri... patrimonio di Musk, quante sanitarie... Allora, i numeri non sono un fatto relativo. Lo stanziamento per quest'anno è di 1 miliardo e 300 milioni, oltre 1 miliardo che era già stanziato e che esiste a legislazione vigente come aumento. In più, per gli anni successivi, in totale nei 5 anni si arriva a più 29 miliardi, rispetto a ben 37 miliardi di tagli degli ultimi 15 anni. Quindi, siccome i numeri non possono essere un fatto, un'opinione, ma sono un dato oggettivo, poi però il problema non è solo quello del finanziamento, c'è un problema di qualità della spesa e un problema di organizzazione che valgono forse più di quanto il problema è che valga il tema. Vedete quanto le cose, Cappellacci, non sono collegate. Pochi soldi, pochi medici, liste d'attesa che non finiscono mai. Scusa, posso dire una cosa? Subito dopo la giornata arrivo da lei promesso e Giada Valdannini che con i suoi si trova a Bergamo, a Treviglio, anzi provincia di Bergamo, e lì qualcuno ha scoperto la ricetta magica di come abbattere le liste d'attesa. A tra poco. Soluzioni per dormire. Parte doppio Black Friday, questa straordinaria promozione che ti offre un sistema di riposo completo, come sempre, matrimoniale, composto da BioComfort Superior, il materasso con superficie massaggiante in lattice, e da Emotus, la rete elettrica a doghe in legno a soli 228 euro. Grazie a doppio Black Friday puoi acquistare il sistema di riposo composto da BioComfort Superior ed Emotus con uno sconto del 76%. Un sistema di riposo dal valore commerciale di 950 euro, oggi lo paghi appena 228 euro. Marion ha deciso di estendere solo per questo mese la promozione doppio Black Friday all'intera gamma di prodotti. Scegli per esempio il letto contenitore che preferisci. Oggi conviene. Ma c'è ancora una sorpresa ad attenderti. Grazie a doppio Black Friday, insieme a BioComfort Superior e ad Emotus, ricevi un omaggio a scelta tra i 3 omaggi che Marion ha selezionato per te, ovvero l'elegantissimo servizio di piatti in porcellana da 18 pezzi che Marion ha realizzato appunto per te insieme a Tognana, il bellissimo set notte composto da 2 lenzuola, 2 federe per cuscini e la trapunta termoregolante, e il set di accappatoi e asciugamani in coordinato, realizzati tutti in morbida spugna di cotone. Chiama Marion Soluzioni per dormire. Salumi Piacentini DOP. Il sapore della felicità. Laghi, montagna, sport, arte, gusto. Brescia, un territorio, 1000 emozioni. Famiglia d'Italia sulla 7, seduto zitto. Che meraviglia! Flavio Insinna conduce Famiglie d'Italia.
dal lunedì al sabato alle 18:30 sulla 7. Con il camera control del nuovo iPhone 16 Pro sei sempre pronto a scattare la foto perfetta. Dai, con questa la conquisto. Sì. Ma ha chiesto di scalare insieme domani. Nuovo iPhone 16 Pro da €15 al mese, solo con Vodafone Smartphone Easy. Vieni in negozio. Fare spazio in casa sembra un'impresa? Con i kit di sovrapposizione Meliconi conquisti nuovi spazi, adatti ad ogni lavatrice e asciugatrice. Sono sicuri e facili da installare. Meliconi, idee intelligenti per la casa. Non primo, primissimo. Non amaro, amarissimo. Non bene, benissimo. Petrus, l'amarissimo che va benissimo. Petrus Bonekamp, superlativo. C'è un altro modo di catturare il sugo. Barilla al bronzo, la pasta che fa la scarpetta. So come puoi chiamarmi tu, Detective Alex Cross. Vari omicidi sono collegati a tutto questo. Lei crede che lo fermerà? Ne sono sicuro. Chi condivide le stesse passioni ama. Chi vuole qualcuno con cui ridere tutta la vita ama. E quando sceglie le birbe Amadori dalla panatura croccante, ama ancora di più. Amadori, gente che ama. Alcune cose non si possono controllare. Ma ai primi sintomi di raffreddore e influenza, puoi provare aspirina C. Agisce rapidamente con un triplice effetto e grazie alla vitamina C stimola il sistema immunitario. Aspirina C è qui per te quando serve. Le lenti progressive Oya sono così confortevoli che non ti accorgerai nemmeno di indossarle. Gli occhiali. Provale nei centri ottici. Vieni a vedere. Scoprile anche nella nuova versione Sensity, così veloce da adattarsi alla luce da offrirti comfort visivo ovunque. No, non farlo! Fermati, ti prego! Ci sono bambini costretti a nascondersi sotto le coperte nelle loro case. Mamma e papà stavano solo giocando. No, la violenza non è mai un gioco. Ogni anno in Italia migliaia di bambini assistono alla violenza subita dalle loro madri. Con SOS Villaggi dei Bambini assicurerai protezione e accoglienza alle mamme e ai loro figli perché possano vivere senza paura. Accendi una nuova idea di cucina. Elica. Extraordinary Cooking. Liberi di friggere con Zucchi Fritto Libero. L'olio di girasole altoleico che riduce di oltre il 50% gli odori. Zucchi, la nostra idea di olio. Allora, tra poco vi portiamo in diretta a Treviglio, in provincia di Bergamo, e questo semplicemente per farvi capire che il tema delle liste d'attesa appunto non riguarda soltanto il Sud Italia, ma è un tema in generale che riguarda il paese. Giada Valdannini è lì con un'associazione che ha in qualche modo scovato il modo per abbattere le liste d'attesa, e arrivo subito da voi. Antonella Boralevi, questo tema qui, diceva Cappellacci, noi i soldi li abbiamo messi, però il processo è lungo per invertire una tendenza. No, non solo, ma io volevo mettere altre due complicanze, che è una parola medica, no, su questo tuo tavolo. Il principio è che noi pensiamo ancora alla sanità come 70 anni fa. Io sono cresciuta sentendo dire scarichiamo il debito sui nostri figli, ecco, ora io sono anche mamma, però effettivamente il debito già ce l'abbiamo noi sulle spalle. Allora, qual è il tema? La sanità di allora non era quella di oggi, perché oggi un italiano su 4, David, ha più di 65 anni e 6 su 10 di questi sono malati. Cioè la sanità deve gestire un cumulo. È in prospettiva. Quindi, in prospettiva
prospettiva ancora peggiore. È un E paese che l'altro fa pochi tema figli, quindi. è un tema critico su cui sicuramente verrò attaccata, però ci tengo a dirlo, voglio dire che vengo da una famiglia di tradizioni storiche di medici, quindi sono coinvolta. È molto cambiato il concetto della professione medica, cioè la sanità è andata avanti per tanti anni sulla spirito di sacrificio dei medici. Certo. Essere medico era una missione. Ancora oggi però. Aspetta, oggi, specialmente nelle nuove generazioni di cui abbiamo finora parlato, cioè quelli che applicano per i concorsi, la professione medica, ma è anche giusto, è diventata appunto una professione dove io voglio occuparmi di andare a Milano perché così posso aprirmi il mio studio e avrò persone che ci vengono, mentre in Sardegna, a Orgosolo probabilmente ci vengono 2 pazienti privati nel mio studio, dove la carriera è diventata un fatto giusto. Cioè, io voglio fare carriera, voglio diventare primario. Per cui il tema è che secondo me la sanità, la politica, deve pensarla con gli occhi nuovi del 2024, cioè non è Questo soltanto... ci diceva Ravizza, lo ha raccontato bene, dice Esatto. il modo è quello di dare degli incentivi e farli guadagnare di E più. Questo è un aspetta, tema però, concreto. e chiudo, siccome non so se poi dopo mi dà la parola, ma ci tengo a collegare questo al tema successivo. Perché i medici e gli infermieri vengono aggrediti? Perché è finito il concetto, sta finendo il concetto di autorevolezza, cioè io penso che davanti non ho uno scienziato, io penso, e ne ho anche forse alcune ragioni, perché la storia che ci è stata raccontata del pediatra mancante del bambino che è stato salvato in corner in Sardegna, però il tema è che va ricostruito anche un rapporto di fiducia e di affidabilità nei confronti del medico, cioè è la professione medica che in parallelo ad altre professioni come quella degli insegnanti estremamente svalutate deve diventare qualcosa come era prima. Ci sono delle figure sociali e non sono soltanto velleitaria nel dirlo, queste figure sociali fondano la comunità, noi nella comunità ci dobbiamo credere e queste figure sono le bandiere della nostra comunità. No, ma infatti il medico aggredito alla Lamezia è stato al pronto soccorso, è stato aggredito perché aveva fatto un foglio di dimissioni e secondo i parenti non doveva essere dimesso. Ma torniamo un attimo alle liste d'attesa. Giada Valdarnini, dacci un flash di chi hai lì e di come si possono abbattere queste liste nel ricco nord dove la sanità in genere funziona. Beh, intanto la notizia, David, buongiorno a tutti, è che ciò che vi racconteremo ora è valido per tutta Italia. Quindi noi siamo qui a Treviglio, Bergamo, per raccontare la storia di Mirella, che parte in salita. Noi siamo in un luogo, tra l'altro, che è la casa di comunità. Siamo proprio qui davanti, che doveva essere un'avanguardia, come in tutta Italia, no? Della sanità più prossima al cittadino, che però in luoghi come questo, qui come altrove, talvolta si incaglia. Questo ce lo spieghi tu, perché hai tentato di prenotare una visita con una certa urgenza decretata dal tuo medico e non ci sei riuscita. Sì, è vero. Avevo una visita con una priorità di 10 giorni e mi è stata data dopo 40 giorni e dopo varie chiamate a 46 km di distanza. Tra l'altro possiamo dire, Mirella, che chiaramente questa visita era una visita ortopedica urgente, avendo dei problemi, no? Dei ambulatori che peraltro ti hanno comportato l'interruzione della tua carriera lavorativa di insegnante, quindi per te spostarti, attendere molto con dei dolori lancinanti non era fattibile. A quel punto che succede? Niente, dopo un po' mi sono ricordata che avevo visto sul giornale, sui social, che c'era un'associazione che si chiama La Gatta Trevigliese a cui ci si poteva rivolgere per fare dei ricorsi e ho preso la mail, ho contattato tramite mail loro mandando tutta la documentazione e dopo poco tempo la lista d'attesa si è sbloccata, si è aperta sostanzialmente. E come funzionano questi? Dopo pochi giorni. Quindi questo una dozzina di giorni, funziona così. Adesso vai. Sì, noi non facciamo altro che raccogliere le informazioni dei ricorrenti e imbastire una PEC che ricorda la posta elettronica certificata, quindi a valore legale, e la inviamo all'azienda sanitaria territoriale di Bergamo, mettendo in copia anche l'ufficio delle relazioni per il pubblico che si trova qui alle nostre spalle. E abbiamo scoperto che nell'arco di 2 anni, con 50 ricorsi, nel 90% dei casi viene rispettata la tempistica. Allora spieghiamolo, una cosa in realtà semplicissima ma molto preziosa che fa la vostra associazione ed è l'uovo di Colombo, cioè non ci sono spese legali, non c'è niente, una semplice PEC che la vostra associazione manda,
questo è un esempio, adesso togliamo tutti i dati sensibili per carità Con di un Dio. riferimento normativo, però Con un diciamo. Con il riferimento normativo come previsto dalle deliberazioni regionali. Decreto legislativo 124 del 98. E quindi con dalle questa deliberazioni regionali e dal decreto legislativo 124. e con questa del semplice 98. PEC, poi cosa succede? Incredibilmente il nostro ricorrente viene ricontattato e trova la visita medica o l'esame specialistico nei tempi previsti. Facciamo un giro rapidissimo. Sono tutti Cappellacci, molto Silere e tutti gli soddisfatti altri, qui a Treviglio ovviamente. della nostra attività. Allora, intanto complimenti, vorrei dire che esiste anche qualche caso positivo. L'ASL di Cagliari è l'unica in Italia che fa lei questa procedura ed è una procedura prevista dalla legge. C'è da dire che questa procedura ha una certa complessità e questo è il problema per cui molti non sono riusciti ad attivarla, è che col nuovo decreto liste attesa per il quale è imminente il nuovo decreto, il decreto attuativo, ci sarà una semplificazione, quindi si elimineranno dei passaggi preliminari e il cittadino potrà andare dritto al punto. Il punto qual è? Che se non trova entro un determinato termine spazio a pagamento del Servizio Sanitario Nazionale ha diritto di andare dal privato a spese dello Stato. L'ASL di Bergamo, peraltro, noi l'abbiamo sollecitata, la nostra Daniela Brunzo ha scritto una mail e l'ufficio stampa dell'ASL di Bergamo ci risponde. Vedete, questa è indirizzata direttamente a noi della Rackettiera, che siamo un po' tignosetti, Daniela Brunzo in particolare, tignosetta, e c'è scritto: la ringraziamo per averci chiesto una replica così da poter spiegare che l'intervento di questa associazione, dicono loro, è pressoché ininfluente sull'esito positivo della richiesta di un cittadino. Nella sola nostra azienda territoriale dalla metà di agosto sono state gestite 848 pratiche di privati cittadini. Ogni ASST apre nuovi slot e le disponibilità che oggi non appaiono al sistema possono apparire a poche ore dopo o dopo alcuni giorni per l'apertura di nuovi ambulatori o grazie ai cittadini che disdettano gli appuntamenti. Esistendo gli algoritmi. Ravizza, sì. Scusa, no, voglio solo dire questo, proprio questo, cioè a me che mi dia il posto per la visita perché ho mandato una PEC e quello che magari non è in grado di mandarla non gliela danno e alla stessa mia urgenza, mi sembra che non sia un gran successo. La cosa incredibile è che loro dicono che non serve, l'ASL dice che non serve a niente. Ci sono gli algoritmi. Io mi fido dei cittadini. Ma ci sono gli algoritmi, c'è la gente che annulla. Allora mettete un piano, un programma, un'applicazione per cui in base all'annullamento io chiamo quelli in Giada Valdanini e poi Ravizza. La questione qui, diciamo, la spiegazione non ci torna semplicemente perché Mirella non aveva lasciato i propri dati, cioè si era scoraggiata, ha detto ci vuole troppo, ricorro attraverso l'associazione. Quindi materialmente non può essere stata ripescata, corretto? Non può no? essere stata ripescata. Io ho anche una richiesta di ricorso che mi è arrivata ieri, quindi non è possibile che la situazione sia stata risolta dall'URP, perché io continuo a ricevere ricorsi e effettivamente quelli che riusciamo a mandare noi con una PEC che ha valore legale, lo ribadisco, trovano le tempistiche previste dalla legge. Che deve fare uno? Bloccano solo le posizioni delle persone per cui siete intervenuti. Solo chi fa il ricorso, se no andiamo dal difensore regionale e facciamo un ricorso collettivo. Allora secondo me, vai Ravizza, il codice rosso tuo. Secondo me il tema è proprio di questa legge del 98 di cui stiamo parlando, è spiegata e citata in codice rosso. Secondo me il tema per i cittadini è che è difficile sapere le leggi che ci sono e leggi che sono importanti perché gli aiuterebbero in qualche modo a bypassare le liste d'attesa. Dopodiché non tutti sono tenuti, sanno, riescono a conoscere le leggi, motivo per cui è fondamentale l'informazione. Qui il tema è che questa legge, ripresa anche, come diceva l'onorevole Cappellacci, dal decreto di liste d'attesa del governo Meloni, dà al cittadino la possibilità di avere la visita o l'esame nei tempi previsti dal medico sulla ricetta, quindi 72 giorni, 10, 30 o 60, se il sistema sanitario non è in grado può usare il canale privato pagando solo il ticket e quindi il resto ce lo mette l'ospedale. Il tema è che per i cittadini è difficile sapere queste regole, per cui ben vengano le associazioni, i giornali, le trasmissioni TV che aiutano i cittadini a capire quali sono le leggi. Allora, intanto Ravizza già convocata per la settimana prossima, nuovo focus sulla sanità e quindi andremo avanti a vederlo. Ma sì, quindi ci accordiamo già sulla data. Sileri, lei che lavora nel privato, alla fine da tutto questo il privato se ne avvantaggia però un po' in qualche modo, il privato anche convenzionato per carità, anche. Guardi, non credo che se ne avvantaggi il privato convenzionato, credo che chi va nel privato
chi va nel privato, e ripeto, il privato è anche nel puro pubblico, perché si chiama intramenia, voglio dire, il paziente poi è in qualche maniera costretto, a volte ci va per scelta, altre volte è costretto a rivolgersi al regime privato. Che poi venga erogato da una struttura convenzionata o da una struttura pubblica è sempre privato, voglio dire, un medico mio collega che lavora in un ospedale pubblico, non so, io lavoravo a Tor Vergata prima, farà la sua intramenia con l'ospedale pubblico, ma viene fatta attività privata. Ma non è questo, credo, diciamo, il problema. Il problema è che è giusto che ci sia la PEC, è giusto che ci sia l'associazione che aiuta, ma non è un percorso naturale, mentre invece Cappellacci ha poc'anzi ricordato come col nuovo decreto liste d'attesa viene in qualche maniera migliorato il percorso. Ma attenzione, chi gioca anche l'appropriatezza, cioè io lo vedo da medico, a volte ho delle persone che hanno fatto tanti di quegli esami che a volte non servivano. Anche questo è un grosso problema, cioè una persona che fa una colonoscopia l'anno per 5 anni quando non ha un'indicazione, e non dico che la fa privata, parlo di servizio pubblico, sono 5 colonoscopie inutili, cioè 4 sono inutili, una era utile. Anche qui è un grosso problema, quindi nella lista d'attesa bisognerà stare anche molto attenti a quella che è l'appropriatezza. Certo. Poi, se mi consentite solamente un minuto. Guardi, devo chiudere, anche lei riconvocato sicuramente. Intanto abbiamo la nostra casella di posta, l'area che tira @ la7.it. Isabella Ciotti è stata qualche giorno fa ad incontrare il ministro Schillaci, che noi abbiamo chiamato, ve lo facciamo vedere in un minuto in questo appello a venire in studio da noi. E poi già pronto Fratoianni. Vediamo. Ministro, la posso disturbare? Sono una giornalista di La 7, sono un'inviata di David Parenzo, l'area che tira. Volevamo solo questo volevamo chiedere. Veniamo all'area che tira, dai, veniamo. Volevamo dirle che noi abbiamo una casella di posta, abbiamo raccolto tantissime segnalazioni di persone, è perfetto. Datecele, volentieri, mandatecele volentieri, le guardiamo e poi vengo, appena possibile vengo volentieri. Bene, allora tutti convocati, anche Ravizza, pubblicità, torniamo tra poco con Nicola Fratoianni in una giornata davvero importante, ha parlato